E quindi fa convergere varie energie artistiche in questo progetto. Quindi l'idea di portare la poesia in teatro e quindi di far vivere un'emozione a coloro che sanno apprezzarla e di dare la possibilità a questo pubblico di rivivere questa emozione che si è vissuta dal vivo attraverso l'ascolto del CD, attraverso la lettura dei testi, è un'idea assolutamente fantastica. In teatro, non rimane niente, insomma, quello che rimane è il ricordo. E per un artista è abbastanza doloroso questo, è una cosa che gli altri non hanno. Un artista di teatro ha questo aspetto che è un po' crudele, diciamo, anche se tu fai un capolavoro, poi dopo quel capolavoro sparisce, a meno che non c'è qualcosa di filmato, qualcosa di registrato o qualcosa di scritto. E questa cosa qui è una cosa positiva, secondo me, una cosa che serve e che fa solamente chi ha veramente una grande passione e un gran rispetto per quello che fa. Lavoro teatrale fatto di poesie dette con musica originale, canzoni e monologhi. Aver cercato la collaborazione di forze intellettuali della mia città, forze artistiche, che hanno risposto sì a questo progetto è una cosa che mi inorgoglisce molto e che mi ha dato tanto piacere. Ho pensato sempre a persone che vivono e lavorano a Napoli o che sono nate in questa meravigliosa e per certi aspetti poco fortunata città. Dicevo prima del dissenso in particolare verso la società civile che non è riuscita a sensibilizzare nel modo giusto la classe politica che ha gestito e organizzato la storia di questa nostra grande comunità. Ed allora mi sono rivolto alla maschera di Pulcinella e da Pulcinella come individuo per farlo diventare dissidente, per fargli abbandonare il suo modello di qualunquismo, di populismo, della sua arte di arrangiarsi per sopravvivere. Anche Pulcinella si è stancato e vuole dire la verità, rischiando persino la propria vita. Il testo è un testo di denuncia molto forte e sicuramente spazia da momenti di forte ironia, di satira, a momenti di alta drammaticità. I momenti di alta drammaticità sono quelli che Ariele mi ha chiesto di musicare. Questi tre lyric, questi tre testi di Ariele io li ho cercati di interpretare in tre modi diversi, pur ovviamente mantenendo uno stile profondamente classico e un'aderenza totale al testo di Ariele D'Ambrosio. La differenza diciamo, nello stile, nello spazio,
destinato all'arte o in uno spazio che può essere il teatro o l'insieme di più persone come in questo caso, e quindi sperimentare. Quindi sicuramente è un'occasione di arricchimento della mia storia, del mio lavoro, e quindi anche il confronto, l'esperienza nuova e appunto, il cimentarsi, anche come raccontare in qualche modo una storia attraverso magari in questo caso queste 5 tele, che sono delle tele di sintesi, di emozioni. Nello specifico credo che attraverso questa commistione di generi, attraverso quella che si chiama, forse anche abusando un po' con questo termine, contaminazione, è possibile certamente realizzare dei percorsi innovativi. Quello che è importante è che dal rapporto diverso, di elementi diversi, poesia, musica, linguaggi in generi, gestualità, è possibile poi ritrovare un linguaggio più moderno, più attuale, più significativo. Quindi tutto quello che è dinamico, tutto quello che sa di dinamico credo che sia auspicabile. E poi ho verificato che dai testi, insomma, erano delle cose che anche in maniera, non so come spiegare, entravano nella mia vita dell'infanzia, entravano nella mia vita dei ricordi, entravano nella mia vita personale, e quindi ancora di più ero invogliato a collaborare con te. E quindi l'idea con Ariele era quella nella scenografia di far capire il momento in cui viene scritto il testo, quindi è presente questo testo, cioè il testo e la scenografia. Risentendo tutto il lavoro fatto, ho l'impressione che abbia anche un aspetto molto radiofonico. Io sono molto legato alla radio, perché mi fa ascoltare anche con gli occhi chiusi, e con gli occhi chiusi io immagino molto di più. L'aver poi cercato collaborazioni con musicisti di estrazione diverse mi ha dato la possibilità di far stare insieme anche regimi di scrittura differenti, e non nella contaminazione, che è una parola che non amo molto, ma nella, come posso dire, nella contemporaneità degli stili. La contaminazione è qualcosa che avviene in maniera naturale e nel tempo, per cui tutti gli autori di fatto sono contaminati. La contaminazione che invece si sperimenta a tavolino spesso è di tipo chirurgico, con produzione di Frankenstein strani, freddi. Riferimenti musicali, più che riferimenti musicali, quello che veniva fuori dalle emozioni, da un punto di vista viscerale, con il limite di quelle che sono poi le tecniche musicali che conoscevo, ma innanzitutto la melodia. È un lavoro che fondamentalmente nasce da una esigenza che non è stata concordata, ma che alla fine si è dimostrato, credo, uno dei punti di forza di questo percorso, cioè vale a dire tentare di mettere in musica qualche cosa che non era nato come un testo musicale, dandogli però una struttura di canzone. Certo, mettere insieme jazz, canzone da cantautore, musica diciamo classica contemporanea, ecco, i francesi utilizzano questo termine molto bello, musique actuelle, perché ormai la musica contemporanea è un po' legata a certi sperimentalismi che la rendono non più d'avanguardia ma
molto di retroguardia, quindi penso che un compositore come Fels possa tranquillamente considerarsi un compositore di musique actuelle.